Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 29 dicembre. Il 2023 non si conclude sicuramente con la tranquillità per quanto riguarda gli operatori balneari. Infatti, malgrado le pressanti sollecitazioni da parte delle categorie verso il governo che emettesse un provvedimento che in qualche modo mettesse in sicurezza almeno per il 2024 il rinnovo delle concessioni, ricordiamo che il rinnovo delle concessioni richiede dei tempi tecnici non così facilmente comprimibili. Il governo però, evidentemente anche sulla scorta che c'è una procedura di infrazione per quanto riguarda appunto il rinnovo delle concessioni, e sta cercando di ottenere, proprio a fronte di difficoltà oggettive, il rinnovo per tutto il 2024. Però al momento questo non è ancora, diciamo, legge, e quindi viene rimandato con una circolare alle amministrazioni comunali di provvedere a rinnovare quelle concessioni che ne hanno i requisiti entro e non oltre il 2024. Già domani l'amministrazione comunale si troverà con le categorie di Chioggia per vedere se è possibile trovare una soluzione che in qualche modo dia una certa sicurezza per i prossimi mesi. Ricordiamo che tutto questo crea un'enorme incertezza e anche la difficoltà a operare, in quanto teoricamente già dal 1° gennaio del 2024 chiunque può fare domanda di qualsiasi concessione, e questo creerebbe un'infinità di contenziosi. Si confida che tra governo e Unione Europea si possa trovare una soluzione per almeno un rinnovo del 2024, in modo tale da dare il tempo, particolarmente agli uffici, sia di osservare le norme della Bolkestein, che ormai sono accettate da tutti, ma di dare i tempi necessari per poter rinnovare queste concessioni in sicurezza. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro. Visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. L'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo Giampaolo Bottacin ha riassunto ieri a Belluno gli interventi previsti e straordinari per la prevenzione e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, i quali hanno visto un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Durante quest'anno l'efficacia dei bacini di laminazione ha evitato danni gravi durante le ondate di maltempo. Bottacin ha sottolineato: gli investimenti ingenti in queste strutture sono risultati fondamentali poiché la loro utilità è stata confermata. Mi riferisco soprattutto al bacino di Caldogno che ha protetto Vicenza, a quello di Montebello e al completamento del bacino del Muson dei Sassi, il quale ha immediatamente salvaguardato Castelfranco Veneto dall'acqua. Ciò dimostra che nonostante possano verificarsi alcune difficoltà, queste opere funzionano efficacemente, garantendo una maggior sicurezza ai cittadini e all'intero territorio. Nel corso dell'anno, oltre a uno stato di emergenza nazionale, sono stati dichiarati ben 8 stati di crisi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In questa occasione l'assessore Bottacin ha ringraziato anche le 523 associazioni di protezione civile, organizzazioni di volontari attive in tutta la regione e sempre pronte a intervenire con grande professionalità. A queste realtà altamente specializzate e non retribuite, che operano esclusivamente con rimborsi spese, sono stati assegnati contributi per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Quest'anno queste associazioni hanno operato non solo in Veneto ma anche al di fuori, intervenendo in situazioni di calamità in Toscana ed Emilia-Romagna e all'estero. Sono un esempio di eccellenza del Veneto nel settore della protezione civile. L'assessore Bottacin ha esteso i suoi commenti al piano rifiuti, sottolineando il ruolo di protagonista del Veneto nella raccolta differenziata, un risultato lodato da voci autorevoli e imparziali come straordinario.
Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti. Le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. È stato ufficialmente presentato il programma di trapianto metropolitano di cellule staminali ematopoietiche, un'iniziativa congiunta che coinvolge l'azienda ospedale Università di Padova e l'azienda ASL 3 Serenissima. Questo innovativo programma mira a collegare unità cliniche funzionali provenienti da diverse strutture sanitarie, creando così un sistema assistenziale integrato. L'interazione tra le due entità consente di soddisfare le esigenze della popolazione locale, pari a circa 50 pazienti all'anno, che altrimenti sarebbero stati indirizzati verso altre regioni italiane. Al contempo, favorisce la condivisione di expertise e l'espansione dell'attività di ricerca per identificare nuovi donatori. La collaborazione contribuisce inoltre a garantire una gestione ottimale dei pazienti fragili. La struttura dispone di 13 posti letto dedicati ai trapianti di midollo, con l'obiettivo di eseguire tra gli 80 e i 90 trapianti ogni anno. Il programma ha coinvolto un'attività congiunta di formazione del personale sanitario della durata di 2 anni. Il primo trapianto allogenico a Padova è stato eseguito con successo il 28 settembre 2023. I dati relativi all'UOC Ematologia di Padova testimoniano l'ampia portata dell'attività svolta, con oltre 40.000 prestazioni di laboratorio, 2.500 trasfusioni, 760 prelievi di midollo, 31.000 visite ematologiche, 360 ricoveri ordinari, 600 ricoveri diurni e 50 autotrapianti. Il trapianto metropolitano rappresenta un significativo passo avanti nella cura e nella gestione delle patologie ematologiche, garantendo un servizio integrato e specializzato per la comunità locale. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Vi aspettiamo per la passeggiata e per gli auguri. Un saluto a tutti da Moda Bimba da Lucia. Volevamo augurarvi naturalmente tantissimi auguri di buona fine, soprattutto speriamo un sereno e tranquillo buon anno a tutte quante, ringraziandovi di averci seguito in questo anno e di essere venuti a trovarci. Un grazie infinite e tantissimi auguri da tutte noi. E allora, buongiorno, auguri di buon anno, grazie della vostra presenza continua. Buongiorno a tutti ai nostri amici clienti di Chioggia e anche oggi ne approfittiamo per farvi i nostri migliori auguri per un 2024 che sia migliore di questo passato. Noi cerchiamo di rispettare le nostre tradizioni. Bellissimo, complimenti. Perché la tradizione di un popolo è la cultura di un popolo. Avanti, qua, befane eccezionali a pochi euro. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo di questo Natale: una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina. Ciao Chioggia Azzurra, oggi in mancanza di notizie eclatanti del fronte di guerra campeggia un po' su tutti i giornali
la querelle tra New York Times ed OpenAI. In realtà, più che un duello al primo sangue, la cosa sembra seria e si parla di una causa milionaria. La carta stampata è in crisi e il tentativo di dirottare i lettori sul formato digitale si è comunque infranto contro la non immediatezza dell'abbonamento digitale e della disponibilità di notizie sul web. E poi crescono il numero di persone che attingono le loro informazioni non più dai giornali ma dai social e dagli algoritmi che li profilano, senza più nessuna mediazione da parte dei giornalisti. Proprio l'altro giorno parlavo con un giornalista di lungo corso, pensionato da uno dei quotidiani nazionali più importanti, perché non più smart nell'adeguarsi al mondo che cambia. Mi diceva: ma te lo immagini Gianni Brera ai nostri giorni? Probabilmente non avrebbe nemmeno un follower sui social. Leggendo un po' più in profondità la notizia si vede un 2024 di svolta, con le elezioni americane del presidente, le europee, le presidenziali in Russia, il voto in India per 900 milioni di persone in quella che è la più grande democrazia del mondo, e poi ancora Regno Unito, Messico, Taiwan, con le relazioni con la Cina ad un bivio. In questo scenario la disinformazione o peggio la manipolazione degli algoritmi di intelligenza artificiale la faranno da padrone. Pensate alle 2 elezioni meno pronosticate di un decennio fa, la Brexit e la caduta di Hillary Clinton. Allora una campagna elettorale preistorica dal punto di vista della profilazione degli elettori con gli algoritmi sconvolse comunque tutti i pronostici. Nel 2024 chissà. Forse ha ragione una scuola di pensiero che ritiene che il consenso elettorale, drogato da fake news e propaganda irrealizzabile, sia l'inizio di un totalitarismo tecnocratico. Per fortuna ci sono ancora delle solide dittature che fanno dire a molti: aridateci il baffone. Store 23 Intimo e Corredo, in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 29 dicembre, alla San Michele, in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali WhatsApp e Telegram Azzurra Network News, e ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.